Il cantiere navale di Fincantieri è in piena attività. Lo stabilimento di Marghera ha commesse per i prossimi anni, ma l'incognita sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro preoccupa anche gli oltre 1100 operai e impiegati che lavorano qui, perché il rischio di rottura tra sindacati e Federmeccanica Assistal è alto. Siamo in una situazione molto difficile e complicata, siamo a rischio di rottura, abbiamo invitato Federmeccanica a modificare la proposta che ci è stata presentata perché abbiamo distanze notevoli sia sul lato salariale sia sul lato normativo, sia degli aspetti di miglioramento del welfare, della previdenza e del contratto in generale. Abbiamo tempo sino al 15 novembre, ha aggiunto il segretario generale della FIMCISL Ferdinando Uliano, parlando a Marghera davanti a 600 lavoratori, e ci aspettiamo che nei prossimi incontri ci siano dei passi in avanti. Ma la tappa nel veneziano è stata anche occasione per fare il punto su delicate vicende locali. Quasi 390 lavoratori sono con il fiato sospeso per le sorti delle loro aziende, a partire dalla Speedline. Abbiamo valutato positivamente la nomina del commissario giudiziale Castro, per noi ci sono le condizioni per proseguire nell'attività, deve fare presto, ci sono 30 giorni a disposizione, noi pensiamo che bisogna curare innanzitutto tutto l'aspetto di messa in sicurezza dei clienti di Speedline. Preoccupa molto poi anche la situazione di Superjet International a Tessera. Abbiamo sollecitato tutte le cariche politiche immaginabili delle istituzioni a livello locale e a livello regionale, ma non si sta muovendo nulla e questa è una responsabilità grossa che ha il governo italiano di dare una risposta a questa realtà significativa e importante di Venezia.